Mio caro signor Casanova, siete un conversatore brillante e la vostra fama di incantatore è nota in tutto il mondo, ma tuttavia voi sapete quanto me che la cabala non ha nulla a che fare con la matematica. Mi dispiace darvi contro Marcolina, ma non la sei così. Mi ho l'impressione che le vostre prevenzioni le sia fie di tutti sti arzigogoli filosofici. Va tanto de moda adesso. Tutti i matessi che viene fuori da che perle dei uomini che sei materialisti. E ricordate, cara Marcolina, la cabala non è un scherzo per tu palsesti macachi. La cabala è il compimento metafisico della matematica. È diretto? Mia sta ora dovrebbe essere già a Venezia. Scacco. Piuttosto mi fa meraviglia che voi e il tenente Lorenzi sia ancora in licenza. Beh, ma credete che ci sarà la guerra? Non la mi pare una cosa tanto incerta, anzi, le ho un fatto quasi sicuro. Mi ha detto che i battaglioni sono partiti da Mantova, da Cremona e che si devono marciare solo a Milano. Scacco. Beh, ma alla fine secondo me non succederà nulla. Beato voi, caro Belino, che sia così allegro e speranzoso. A me mi pare da capire che sto colpo i spagnoli non abbia nessuna voglia di scherzare. Beh, ma non sarebbe certo la prima volta No, che... no, infatti no. A proposito, se entreremo in guerra, con chi staremo? Con gli spagnoli o con i francesi? Scacco. Signore, per me è completamente indifferente. Perdonami se veo, caro amico, ma per essere un soldato mi pare un tantin tiepido in fatto di guerra. E il tenente Lorenzi non ha estro da dimostrare di essere della stessa risma di Alessandro Magno. Tenente Lorenzi, non è la prima volta che si distingue sui campi da battaglia. Ma adesso non pensiamo alla guerra. Pensiamo a divertirci. Il marchese Chelsea verrà stasera con la marchesa Chelsea, la moglie. Mi ha invitati il signor Olivo e il tenente Lorenzi. Vi aspettiamo per la partita a Faraone. Cavaliere. Riverisco. Arrivederci.